Sai perché la maggior parte delle terapie che ti dicono che vanno a curare il dolore persistente non funzionano, come per esempio fisioterapia, TECAR, piuttosto che psicoterapia, anche ci sono varie tecniche di psicoterapia che non funzionano o che non danno i risultati sui dolori persistenti, come altre psicoterapie, esempio la cognitivo-comportamentale, non dà i risultati come altre tipologie di psicoterapia. Oppure semplicemente i massaggi, oppure semplicemente i farmaci, oppure le agopunture, vari interventi, addirittura chirurgici, che si possono andare a fare qualora ci siano dei dolori persistenti e vengono ipotizzati o che arrivino da ernie piuttosto che varie problematiche di postura addirittura. La maggior parte delle problematiche di questo tipo, di dolori persistenti, sintomi persistenti, sono memorizzati nei circuiti neuronali del nostro sistema nervoso. Questo è il problema, anzi questa è la causa, e questi circuiti neuronali funzionano grazie al nostro subconscio. Non ci dobbiamo pensare al dolore di attivarlo o disattivarlo, non possiamo attivarlo conscientemente o disattivarlo conscientemente, perché i circuiti neuronali funzionano come il battito cardiaco, come il respiro, sono collegati a delle parti del nostro cervello primordiale che vanno appunto ad attivarsi, a funzionare. Quindi ci sono delle tecniche particolari che vanno a, tra virgolette, riprogrammare o dare comunque un input attraverso il tuo inconscio, andando però dentro il subconscio per disattivarli, per riprogrammarle, per modificare queste vie neuronali, e infatti si chiama dalla neuroscienza neuroplasticità del cervello. Quindi è inutile che andiamo a farci le solite terapie che non hanno dato risultato fino adesso, sperando che la daranno in un secondo momento, domani, dopodomani, magari da un altro terapista. Se vuoi saperne di più sulla neuroplasticità, sul perché senti dolore cronico, anche chiamato dolore cronico nociplastico, guarda gli altri miei video perché ti possono dare una grande mano. Ti ricordo che il sintomo è lì per un motivo, è stato imparato, è stato memorizzato, come imparare uno strumento musicale a suonarlo, come imparare a sciare, lo devi fare più e più volte. Nello stesso modo devi fare più e più volte le stesse tecniche per non programmare più il sintomo allo stesso modo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.